Buongiorno, buongiorno di nuovo in diretta con Focus TG. Andiamo a Cornedo Vicentino perché una palazzina di 3 piani, in particolare la mansarda di questa palazzina, è stata avvolta dalle fiamme, 16 evacuati, nessun ferito. È una palazzina che accoglie anche in parte dei migranti. Andiamo da Daniele Garbini in diretta con Cristian Roque Allende per la parte tecnica. A te Daniele. Sì, buongiorno da Cornedo Vicentino, siamo in via Garibaldi, alle nostre spalle in questo momento è quello che resta dell'incendio di questa mattina, come dicevate è successo verso le 6:30, come l'assessore Sabina Cerri, buongiorno. Buongiorno. Servizi sociali, che è intervenuta e che in questo momento si sta anche adoperando per trovare una sistemazione. Diciamo subito che questo incendio ha interessato la parte del tetto e fiamme e soprattutto un fumo denso si è sollevato e ha destato giustamente anche comprensibilmente il timore dei vicini, dei residenti che hanno visto e temevano anche per l'estensione di queste fiamme. Fortunatamente poi l'intervento dei vigili del fuoco è stato immediato e hanno lavorato dalle 7 quando sono arrivati in poi per riuscire a mettere in sicurezza. Dentro questo edificio era la sede di una cooperativa sociale per richiedenti asilo, una 16 persone che fortunatamente come è andata? Sono tutte sane e salve, non c'è nessun ferito per fortuna. I ragazzi sono stati allertati dalla signora che abitava nell'appartamento, uno dei 3 appartamenti del fabbricato, e sono usciti tutti prontamente, per cui non c'è stato nessun ferito. Sono appunto, come diceva il giornalista, 16 persone della cooperativa più 2 cittadini cornedesi di origine straniera, ma comunque residenti a Cornedo da molti anni. Ecco, tecnicamente una persona leggermente intossicata sembra. Sì, un po' dal fumo penso, ma niente di particolare, insomma tutte cose risolvibili facilmente. Ecco, noi abbiamo anche visto un po' via vai delle persone, i carabinieri che stanno indagando anche sulle cause di questo incendio. Diciamo subito che questa palazzina su 3 piani è una palazzina vecchia, insomma una casa con un po' tutta la borgata, vero? E quindi adesso bisogna capire dove comunque... Gli appartamenti dove risiedevano i ragazzi della cooperativa erano stati recentemente ristrutturati, quindi gli impianti erano a norma, le caldaie erano nuove, perciò si presume sia stato qualche altro l'innesco insomma dell'incendio. Ecco, allora a proposito di questo noi abbiamo anche incrociato dei proprietari che proprio si sono avvicinati questa mattina proprio mentre per accertarsi insomma di quello che stava avvenendo. Noi ne abbiamo intervistati 3, intanto lancio le interviste e sentite cosa ci hanno detto. 16 persone erano dentro e adesso non vai. Questo è il problema. Mi dispiace perché lavoro, non so se hanno un lavoro, se pagano affitto e tutto. Tante robe, purtroppo disgrazia capita. Che qua in centro era mai successo in tempi recenti? No, così no. Era preoccupata che si fosse esteso l'incendio? Certo, per fortuna non c'è stato danno a nessuna persona, è stato solo il sottotetto tutto incendiato e c'erano probabilmente hanno aiutato anche quello, dei vecchi mobili. Dei materassi magari, però non si sa ancora la causa. Bravi i vigili del fuoco a contenere le dimensioni. Certo, sì, perché la signora che era ha detto che aveva cominciato a vedere qualcosa e sono presto uscite e ecco, poi ha cercato di diffondere la voce anche ai vicini, anche le case vicine che sono nuove hanno dovuto un po' abbandonare certe stanze perché c'era il fumo, erano un po' inagibili. Cioè, più che le fiamme il fumo alla fine. Sì, ma le fiamme hanno detto hanno superato di tanto anche il tetto. Il tetto adesso è scoperchiato assolutamente. Adesso dobbiamo provvedere per fare il tetto, altrimenti non... Ecco. Stamattina mia sorella mi ha mandato un messaggio, mi ha chiamato veramente e me l'ha detto e allora mi sono un po' allarmata. Insomma. Adesso è una preoccupazione da sistemare. Sì, no, senz'altro. Ecco, bisogna dire che è stato veramente importante l'intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti in poco tempo a circoscrivere le fiamme e impedire che si estendesse. Al momento la situazione del tetto è scoperchiata, proprio la situazione è evacuata e proprio adesso si tratta di trovare sistemazione. In questo momento, se il collega si gira, ci sono proprio alcuni degli ultimi dei residenti che alloggiavano qui e su questo insomma bisogna trovare, avete trovato intanto una sistemazione? Sì, allora i residenti degli appartamenti in carico alla cooperativa
cooperativa, sono già stati alloggiati a Vicenza presso altre strutture seguite appunto da loro. Per quanto riguarda i 2 cittadini cornedesi, stiamo cercando e abbiamo trovato una sistemazione in una casa parrocchiale e vediamo adesso di risolvere al meglio, insomma, anche per loro la situazione abitativa, insomma. Anche perché l'abbiamo saputo che era proprio in canonica. Esatto, sì, ero in canonica per vedere di trovare le bollette per riattivare gli allacci. Va bene, intanto le auguriamo buon lavoro. Grazie altrettanto. Ecco, da Cornedo per il momento è tutto e restituiamo la linea allo studio. Grazie molte a Daniele Garbini, a Cristian Rocche e a Jende. Vediamo i titoli di prima pagina del Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est. Tumore gigante, intervento record ad Aviano, asportato un liposarcoma raro di oltre 15 kg, primo caso al mondo. E poi via Zabarella, i beni delle Brigate Rosse pignorati 51 anni dopo l'omicidio. Piero Mazzola, era la mia promessa a papà Giuseppe, e i due esponenti della destra che erano stati trucidati. È stato uno dei primi attentati delle Brigate Rosse a Padova, morirono Mazzola e Giralucci. Andiamo avanti con la cronaca nera. 2 agenti della polizia ferroviaria di Padova sono intervenuti per identificare uno straniero senza biglietto del treno e sono stati aggrediti in stazione. 2 agenti della Polfer sono rimasti feriti in stazione a Padova mentre cercavano di identificare un 33enne gambiano che si era rifiutato di fornire le generalità al capotreno che l'aveva sorpreso senza biglietto a bordo di un treno regionale proveniente da Venezia Santa Lucia. Quando i poliziotti sono intervenuti per il controllo, lo straniero, che aveva un precedente per violenza privata, ha dato in escandescenza ed è stato denunciato. Una volta rilasciato, il 33enne ha iniziato a protestare scendendo pericolosamente sui binari. Alcuni viaggiatori, vedendo la scena, hanno nuovamente allertato gli agenti della polizia ferroviaria che sono intervenuti venendo aggrediti dall'uomo. I 2 poliziotti sono finiti in ospedale con numerose contusioni. Il 33enne gambiano è stato denunciato e munito di ordine di allontanamento dalla stazione. Sono state avviate anche le procedure per il foglio di via da Padova. Sull'aggressione ai poliziotti è intervenuto anche il sindacato FSP Veneto, che chiede un impegno serio e strutturale per affrontare la questione della sicurezza del personale di polizia. Servono risorse, formazione, mezzi idonei e un quadro normativo che supporti chi ogni giorno garantisce la sicurezza di tutti, ha scritto in una nota il sindacato di polizia. Servizio di Valentina Visentini. Siamo a Padova, dove è stato fermato, arrestato un 35enne pakistano che nascondeva in casa 3 kg di hashish. L'uomo viveva nel quartiere Arcella di Padova e era incensurato. Si muoveva con fare sospetto, zaino in spalla, su una bici elettrica, il cittadino pakistano arrestato all'Arcella dagli agenti della squadra mobile della polizia. L'uomo era stato notato pedalare con lentezza e rifare con atteggiamento guardingo il percorso per accertarsi di non essere seguito. Non è bastato, perché gli agenti lo hanno fermato nei pressi di un'abitazione di via Mozart dove l'uomo viveva. Nello zaino in spalla il 35enne aveva mezzo etto di hashish. In un secondo zaino, nascosto nella camera da letto, di panetti di hashish ce n'erano 30, altri 3 anche dentro un paio di scarpe, per un peso complessivo superiore ai 3 kg, che sul mercato al dettaglio, dopo essere stato diviso in dosi, avrebbe fruttato 50.000 euro. Per il 35enne, incensurato e con regolare permesso di soggiorno, è scattato l'arresto. Il questore ha disposto l'attivazione dell'ufficio immigrazione per la revoca del permesso di soggiorno. Il servizio di Chiara Gaiani, sempre dal Gazzettino. Vediamo le immagini di alcuni ladri, borseggiatori che rubavano anche all'interno dei supermercati e che sono stati individuati grazie a questi video della sorveglianza interna, in particolare con una ripresa ravvicinata sono stati inquadrati dei tatuaggi che hanno permesso l'identificazione dei malfattori. Purtroppo arrivano notizie in continuazione di borseggi ai danni degli anziani. Qui vedete che è una coppia di anziani che viene presa di mira, ma questa volta i ladri sono stati acciuffati. E invece ci sono anche i vandali in circolazione a Trebasele, che sono state prese, era nel loro mirino, le panchine sistemate dai ragazzi del progetto Ci sto a fare fatica. Sentiamo ancora Chiara Gaiani.
Un gesto cretino, quelle panchine erano state sistemate e decorate lo scorso anno dal progetto Ci sto a fare fatica. Non usa mezzi termini Antonella Zoggia, sindaco di Trebaseleghe, per comunicare la notizia dei vandalismi commessi sulle panchine del parcheggio di via Enrico Fermi, scritte spruzzate a bomboletta a copertura delle decorazioni realizzate probabilmente da coetanei degli stessi vandali. Nel frattempo sono iniziate le indagini. Polizia locale e carabinieri stanno visionando le telecamere dell'area per individuare i responsabili di quanto accade in questa zona del comune, dove si ripetono le denunce dei cittadini che segnalano il ritrovo di un gruppo di ragazzi che passano le serate a rompere bottiglie lasciando sporcizie ovunque. Andiamo adesso in diretta sempre a San Polo di Piave, dove c'è stata un'altra vittima di uno schianto. Giorni fa aveva perso la vita un ragazzo che era sfuggito all'alta dei carabinieri, questa volta un 24enne, è in fin di vita, non è, per fortuna ancora non, diciamo, è ancora in vita. Andiamo in diretta dal nostro Direttore, sono ore di angoscia qui a San Polo di Piave per questo ragazzo 24enne, un 24enne di origini kosovare ma residente per l'appunto a San Polo di Piave. Questa la traiettoria folle, impazzita che ha portato la sua Peugeot 206 di colore rosso a schiantarsi ieri sera verso le 21 contro questo muretto, il muretto di un'abitazione privata. Uno scontro fortissimo, un boato che è stato udito a decine e decine di metri di distanza. Sul posto sono subito accorsi i residenti che hanno lanciato l'allarme. Sono stati chiaramente attimi concitati. Ieri sera alle 21 tra l'altro pioveva su San Polo di Piave e probabilmente appunto la pioggia ha contribuito appunto a questo incidente, sommata chiaramente anche all'alta velocità, perché sembra appunto assodato che questo ragazzo guidasse ad altissima velocità. Sindaco Nicola Fantuzzi, sindaco di San Polo di Piave, buongiorno. Lei è appena stato al telefono con i carabinieri, lo possiamo dire, ha degli aggiornamenti? So che questo ragazzo è qui del posto. Sì, allora le prime indicazioni ormai, che stanno diventando sempre di più delle conferme, parlano di un ragazzo appunto della zona e più dello specifico di San Polo di Piave. Questo ci amareggia ancora di più, perché chiaramente intanto una giovane persona, un ragazzo della nostra comunità che ha subito questo terribile incidente. Come hai detto giustamente, purtroppo ieri sera la serata non era delle migliori, l'asfalto era particolarmente viscido e la velocità non ha di certo aiutato. Appena ha messo le ruote sull'erba, poi probabilmente c'è stato un effetto di accelerazione e ha verso questo muretto che ha sostanzialmente accartocciato l'auto. Sono ore chiaramente adesso di apprensione in prognosi riservata al Cafoncello di Treviso. Tra l'altro via Callarghe soltanto 10 giorni fa era stato teatro di un altro incidente. In quel caso un marocchino era finito fuori strada sempre a causa dell'alta velocità, era stato soccorso da una donna del posto che di tutta risposta era stata in qualche modo malmenata, strattonata. Però insomma, al di là dell'episodio che aveva fatto scalpore, anche lì alta velocità che è alla base di tanti incidenti qui in zona, qui lungo via Callarghe. Vedete anche quella rete di velta, quel muretto, anche lì c'è stato un altro incidente stradale recentemente. Quindi una via senza pace, però una via nella quale, sindaco, non possono essere installati gli autovelox. Lei ha fatto numerose verifiche ma proprio non si può. Sì, esatto, purtroppo questa via non è nuova a questo tipo di situazione, questo tipo di incidenti. Hai ricordato giusto quello di 10 giorni fa, che è stato un episodio analogo, un'uscita autonoma sostanzialmente dalla strada, ma abbiamo avuto altri incidenti gravi anche con dei mortali, un attraversamento alla locanda qui vicino, eccetera. Quindi purtroppo è una via che spesso subisce questi eventi.
È una strada provinciale, è una strada extraurbana, quindi il limite di 70 km/h, non è possibile installare dispositivi di controllo della velocità causa decreto Minniti che impedisce l'installazione di dispositivi dove ci sono intersezioni praticamente sulla strada, e nel nostro territorio comunale abbiamo praticamente solo una strada dove potremmo, se autorizzato, mettere questo dispositivo. Potremmo andare in deroga se fossimo in centro abitato, ma qui siamo appunto appena così fuori. non è. E quindi resta la possibilità di questi autovelox, ma autovelox che sono di fatto sospesi in quest'estate, tra l'altro segnata da tantissimi incidenti stradali causati dall'alta velocità, quasi un paradosso. Sì, esatto, noi ci troviamo come amministrazione ad avere le armi davvero spuntate per il controllo della velocità sulle strade. Ci troviamo a fare prevenzione sì con dei pattugliamenti, con degli appostamenti, però quello che potrebbe fare la differenza, appunto come anche la rilevazione e quindi essere da deterrente ancora di più per la velocità, non ci viene permesso, non ci viene concesso. Quello che io chiedo è che ci sia chiarezza velocemente, perché purtroppo ogni giorno che passa e ogni vittima che contiamo sulle nostre strade purtroppo è già tardi, quindi un appello è di far veloci, di dare chiarezza velocemente di quello che si può fare e di come possiamo intervenire anche in queste situazioni, che non siano appunto se non interventi di messa in sicurezza delle intersezioni, che allora lì però sono costi enormi. Perché parliamo di rotatorie da centinaia e centinaia di migliaia di euro, risorse che non avete. Esatto. Quindi davvero la richiesta è di darci davvero la possibilità di verificare e di controllare la velocità sulle strade in maniera sicura, chiara e anche secondo la legge, in maniera che non ci siano poi tutta una rincorsa ai ricorsi, che è sostanzialmente sarebbe un ulteriore problema. E tutto questo mentre la strage continua. Grazie davvero Sindaco Nicola Fantuzzi. Per il momento da Via Callarghe, direttore, è tutto. Con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie molte al nostro inviato Christian Arboit e a Nicoletta Rizzetto. Adesso vediamo a Montebelluna un incidente stradale molto grave, vittima un ciclista. Le indagini devono accertare se in questo incidente sia coinvolto il muletto di un'azienda. Sentiamo. Sono da poco passate le 15 in via Spellanzani a Montebelluna, collaterale di via Caltrevisana, quando si leva in volo l'elicottero del SUEM 118, a bordo un uomo di 37 anni di origini nigeriane. È gravissimo, lo stanno portando al Cafoncello di Treviso. A terra la sua bici elettrica, chiazze di sangue e poco distante il muletto di un'azienda, questione di pochissimi metri. Una scena questa che viene subito circoscritta dagli agenti della polizia locale intervenuti sul posto. Si deve capire se vi sia stata una collisione, per questo si cominciano a sentire dei possibili testimoni. Quello che è certo è che l'uomo si stava dirigendo al lavoro in una fabbrica sulla Feltrina, in sella alla propria bici, quando improvvisamente è caduto. In via Spellanzani arrivano anche la sorella e il cognato di Lesta, questo è il nome del 37enne. Io ho visto un'altra cosa là, c'è muletto, c'è camion, c'è bicicletta. E bicicletta è proprio rotto. Non può scaduto, la bicicletta è rotto proprio. Io chiedo, c'è telecamera, questa fabbrica mi ha detto sì, c'è camera, tutte le camere funzionano. Quindi tu vuoi capire cosa è successo al tuo amico? Io vuoi capire cosa è successo. Pensa sì, perché c'è muletto vicino alla bici. Io penso sì. E proprio dalle telecamere installate potrebbe arrivare una risposta sia sulla velocità tenuta dalla bici elettrica, sia sul possibile coinvolgimento di terzi. Non si può nemmeno escludere che il 37enne abbia frenato proprio per evitare l'impatto. Le indagini della locale sono in corso. Ancora fortemente compromessa la viabilità sulla Alemagna, la strada statale 51, soprattutto nel tratto tra Tai di Cadore e Cortina d'Ampezzo, a causa di frane, smottamenti, colate di detriti e di fango. Andiamo subito in diretta da Tiziana Bolognani. Per la parte tecnica c'è Stefano Bozzi. Siamo con te, Tiziana.
Sì, direttore, buongiorno. Noi siamo nel municipio di San Vito di Cadore, assieme a me il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi. Perché siamo qui oggi? Perché c'è la riunione del Consiglio provinciale che in segno di solidarietà, di vicinanza a queste comunità ha deciso di riunirsi proprio qui, ed è un Consiglio comunale corposo, un Consiglio provinciale, chiedo scusa, corposo, che si sta soffermando sulle questioni che riguardano questa emergenza che, se pensate, è partita a metà giugno, il 14, con la frana di Cancia, e che poi è proseguita senza soluzioni di continuità con la frana dal Marcora a San Vito di Cadore, che ha interrotto letteralmente una vallata e che oggi, ancora oggi, di notte dalle 21 alle 6 è una vallata, due vallate, due paesi, due comunità non si possono parlare. Sindaco, lei oggi ha portato la sua testimonianza e ha chiesto in coro, assieme al collega Franco De Bon di San Vito di Cadore, di questo lavoro di squadra che deve proseguire per garantire certamente la transitabilità della 51 di Alemagna, prevedendo chiaramente anche alternative, ma la sicurezza anche di chi vi transita. Assolutamente sì, oggi ci siamo soffermati su quello che è la situazione che stiamo vivendo, nel senso, soprattutto per i pendolari, la gente che vive il territorio e che ogni giorno ha l'incubo se la mattina potrà andare al lavoro o meno. Quindi noi capiamo la situazione, però bisogna trovare una soluzione. Oggi quello che si sta mettendo a terra è sicuramente mettere in sicurezza una zona con tutta una serie di tecnologie che possono avvertire nell'eventualità dovesse avvenire una nuova colata, ma sicuramente questo non può essere un qualcosa che può procrastinarsi per tempi così lunghi. Dobbiamo trovare, e qui sta al governo, una soluzione, una progettazione importante e i fondi, perché comunque questa situazione deve essere risolta, proprio per un fatto di responsabilità di noi amministratori, ma verso i cittadini, perché io, se mi metto nelle condizioni di uno che vive nel Cadore, che vive a Cortina, che deve spostarsi, non può avere l'angoscia la mattina di doversi alzare 4 ore prima o 2 ore prima per fare tutto il giro. Certo, sindaco, in questo senso va letta l'iniziativa comune, perché poi la provincia cerca di fare massa critica, della lettera che proprio nelle scorse ore è partita da Palazzo Piloni ed è rivolta a governo, a regione, a protezione civile, perché che cosa serve? In questo momento serve con tutta evidenza la dichiarazione di uno stato emergenziale, il riconoscimento dello stato emergenziale che queste valli stanno vivendo, e a tale scopo destinare dei fondi, delle risorse importanti per dare una svolta anche al sistema infrastrutturale, insomma per bypassare questo punto di Dogana Vecchia è necessario pensare una volta per tutte ad una galleria Paramassi, ad un viadotto, perché così non si può andare avanti. Assolutamente, tecnologicamente non sta a me a lei decidere qual sia lo strumento migliore. Sicuramente deve essere messo in campo però un qualcosa che sia concreto e che sia in grado di garantire la sicurezza per i cittadini o chi comunque utilizza la strada, ma soprattutto anche un piano di mobilità che non sia sempre a singhiozzo. Da quello che so, io ho avuto modo di poter parlare col Ministro e anche col Presidente Zaia, ci sono tutte le attenzioni per poter trovare una soluzione, stiamo aspettando un progetto e quindi di conseguenza in maniera tale che poi possa essere finanziato. Il governo è molto, da quello che appunto dall'interrogazione avuta, è molto attento alla situazione, a prescindere dalle Olimpiadi, perché ci terrei a sottolineare, diciamolo questa cosa. Ci terrei a sottolineare che a prescindere dal fatto che noi avremo le Olimpiadi nel 26 o meno, quello che è l'attenzione è sulla zona, quindi sul Cadore, su Cortina, su San Vito, e quindi che non venga di nuovo focalizzato sul fatto dell'interesse alle Olimpiadi. Quell'interesse delle persone il governo l'ha capito bene ed è questo il tema per il quale sta portando avanti la progettazione. Ecco, speriamo sia per l'appunto davvero così, ma che si faccia anche in fretta. Nel frattempo i pendolari hanno inviato una lettera, ed è stata recapitata proprio in queste ore agli amministratori locali, anche alla provincia, in cui chiedono intanto nell'emergenza di poter attivare questa viabilità alternativa in destra Boite. Secondo lei è una questione che
deve essere affrontata subito però. Deve essere assolutamente affrontata subito, ma purtroppo non è competenza dei sindaci sicuramente di Cortina, di San Vito, è un qualcosa che deve essere visto a livello nazionale. Noi comunque come Cortina avevamo interessato l'esercito per vedere di poter dare una soluzione alternativa. Al momento so che se ne sta discutendo, però sono cose molto burocratiche che richiedono i tempi tecnici, però purtroppo i nostri cittadini non hanno quel tempo tecnico e tante volte si fa fatica a capirlo, e quindi io capisco la frustrazione, capisco il loro lamentarsi e sinceramente lo condivido, però purtroppo gli strumenti che noi come amministratori abbiamo li abbiamo messi in campo e li stiamo mettendo in campo, di più non riusciamo a fare. Bene, grazie al sindaco Gianluca Lorenzi, sindaco di Cortina d'Ampezzo. Ricordiamo che oltre ai pendolari naturalmente nelle scorse giornate è arrivata anche la lettera della presidenza dell'Associazione Albergatori di Cortina, perché è chiaro che il sistema sta interessando sia i cittadini, i lavoratori che si devono muovere, ma proprio un sistema economico che si regge in questo periodo anche e soprattutto sul turismo. Da San Vito di Cadore è tutto, tutti gli aggiornamenti e i dettagli relativi alle conclusioni del Consiglio provinciale nei telegiornali di questa sera. Direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte a Tiziana Bolognani, che è la responsabile della nostra redazione di Belluno, e al collega Stefano Bozzi per la parte tecnica. E adesso torniamo alla cronaca nera con un episodio davvero sconcertante. Banda di ladri entra in un'azienda, fa la solita razzia, arrivano i carabinieri, inseguono i ladri, ne prendono uno di 23 anni, da questo ladro vengono anche picchiati. Poche ore dopo l'uomo è stato rimesso in libertà. Ecco perché a volte ci si chiede come mai i ladri stiano imperversando in questo territorio, perché anche quando sono presi, dopo poche ore tornano liberi. Abbiamo sentito i cani abbaiare e poi ho sentito dei rumori non normali, e poi abbiamo chiamato il proprietario che ha contattato i carabinieri. È stato un residente della zona a lanciare l'allarme segnalando movimenti e rumori sospetti provenienti dalla vicina azienda Pivato. Siamo a Castelmigno di Resana, nel cuore della notte tra sabato e domenica. A entrare in azione una banda di delinquenti che stava tentando di depredare un ingente quantitativo di cavi elettrici in rame. Io non mi sono mosso da casa per proteggere la mia famiglia, insomma, perché non si sa mai qua come... perché poi quando capitano ste robe uno magari sta dentro anche preoccupato. Non si sa mai, perché qua ormai è un po' tutto un casino. L'arrivo immediato dei carabinieri sorprende i ladri, che si danno alla fuga, prima in auto, poi vedendosi braccati a piedi. Sono in 4, ma uno di loro viene bloccato. Si tratta di un 23enne kosovaro residente a Milano che tenta di divincolarsi prendendo i militari a calci e pugni. Scatta l'arresto per tentato furto in concorso, resistenza pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Con sé ha un taglierino e 2 telefoni cellulari. Lo stato di fermo dura però il tempo di un amen. Effettuate le formalità di rito, il 23enne viene subito rimesso in libertà trattandosi di soggetto incensurato. La notizia viene accolta anche a Castelmigno con una certa rassegnazione. Allora, avanti così. L'Italia è così purtroppo. Dalla testa puzza il pesce, nel senso che dall'alto bisogna dare esempio, anche per dimostrare ai più piccoli come comportarsi. Troppi furti però, gente che è sbandata, gente che combina di tutto. Siamo veneti noi qua. Siamo veneti noi qua, andiamo avanti così, ha detto una delle vittime, e davvero il governo dovrebbe prendere dei provvedimenti drastici proprio sui furti nelle abitazioni e nelle imprese, perché è un vero flagello. Decreto di sicurezza con l'introduzione di tanti reati, ma i ladri rimangono indisturbati, e infatti siccome sanno che sono indisturbati continuano a colpire in tutte le nostre 7 province. Le zone rosse fanno la loro parte. A Jesolo, per esempio, controlli, allontanamenti dalla località balneare. Il sindaco De Zotti soddisfatto
soddisfatto annuncia che questa è la strada giusta per garantire sicurezza ovviamente nelle città che sono turisticamente affollatissime d'estate. Centinaia le persone controllate, decine quelle allontanate grazie alle zone rosse. È il bilancio di metà estate tracciato dal sindaco di Jesolo dopo il provvedimento introdotto dalla prefettura che prevede controlli rafforzati nelle zone più calde della Movida con allontanamento di persone moleste. Siamo soddisfatti dell'effetto zone rosse perché hanno centrato esattamente l'obiettivo che insieme con il prefetto avevamo perseguito, ovvero quello di dare un messaggio chiaro che a Jesolo non si viene per creare disturbo agli altri, a se stessi o peggio ancora per delinquere, e quindi non essendo graditi si viene allontanati dal territorio. Le zone rosse, che come ricordiamo sono in vigore nei weekend e poi nel periodo centrale di agosto tutti i giorni, ci permettono appunto di dare chiaro questo messaggio. Le zone rosse sono attive in via Equilio, nell'area dell'autostazione ATVO e del vicino parco commerciale, quindi tra piazza Casabianca e piazza Marina, comprendendo piazza Mazzini e la zona delle spiagge. A questo si è accompagnato anche una politica molto forte da parte della questura, che ringraziamo, che è quella poi di trasformare una parte degli allontanamenti dalle zone rosse in veri e propri fogli di via. Quindi questo è il messaggio molto chiaro che vogliamo dare, e è un momento nella formazione di un messaggio di sicurezza molto forte che viene consolidato a Jesolo. Abbiamo tutti a mente cosa succedeva nel 2022, nel post-Covid, con molti episodi di violenza che quest'estate non ci sono più. Ovviamente dobbiamo tenere alta la guardia e continuare a perseguire questa strada. Regole che valgono anche per i minori dai 14 anni in su, per fermare sul nascere gli eccessi di baby gang, bulli e maranza. A preoccupare anche i furti sotto l'ombrellone, ma il sindaco De Zotti precisa che la situazione è sotto controllo. Non è comunque escluso che in futuro il comune chieda di estendere il provvedimento anche ad altre zone dell'Arenile. Servizio di Ilaria Marchiori, oggi in regia Renato Cappoi e Andrea Basso con l'assistenza di Giovanni De Polo. E a questo punto cosa avevamo detto, Renato? Avevamo previsto un servizio sui ladri di polli e di pulcini. Ci sono anche questi, e abbiamo raccontato la storia di un anziano proprietario che era stato razziato e aveva appeso un cartello all'esterno dell'AIA, siete dei delinquenti, aveva scritto, e dopo il nostro servizio molti telespettatori hanno deciso di donare 9 galline al derubato. La felicità di Tony, la vera felicità, quella che sta nelle piccole cose, in un gesto di generosità, di amicizia. Gli hanno regalato delle galline e per lui è una grande gioia, come grande è stato il dolore quando qualcuno gli aveva rubato le sue. E allora torniamo indietro di qualche giorno, al principio di questa storia. Si è preso dei delinquenti. Perché se mi domandava una gallina che regalavo. Avevamo incontrato Tony dopo il furto di una quarantina di polli e pulcini che per lui erano una compagnia, degli amici che accudiva tutti i giorni. Aveva affidato a un cartello affisso al cancello dell'AIA un messaggio per i ladri: siete dei delinquenti. Tony Marin lo conoscono tutti qui a Bertesinella, quartiere est di Vicenza, che lui nei suoi 92 anni di vita ha visto trasformarsi da aperta campagna in piena città. Ma la vita ha una sua magia. Dopo il servizio andato in onda su Rete Veneta, 2 nostri telespettatori hanno deciso di acquistare 6 galline e un gallo e li hanno portati a Tony. Un atto di cuore, gratuito, autentico, lontano dalle luci della ribalta, tanto che ci hanno chiesto di non essere ripresi, e questo riservo rende il loro gesto di altruismo ancora più nobile. Pensate che per restituire il sorriso a Tony sono arrivati qui sin da Bassano. Da Bassano? Mare. Non ci credo, mi fate piangere. Si commuove Tony e i suoi occhi buoni si bagnano di lacrime. Lacrime di gioia, sì, perché lui gli animali li ha sempre amati e conserva ancora le fotografie di quelli che negli anni ha curato con tanto amore. Ora i 2 benefattori portano le galline e il gallo con un sacco pieno di mangime nell'AIA. Ma che bella questa qua, grazie. Erano così le ultime che mi hanno rubato. Guarda che roba, adesso ho dovuto mangiare. E così questa storia, grazie al cuore grande dei 2 benefattori, a cui forse se ne uniranno altri, termina nel migliore dei modi. Tony ha nuovi amici animali di cui prendersi cura. Grazie ai signori di Bassano, non avrei mai pensato.
Rete Veneta, tanti saluti e grazie per la preoccupazione e il servizio che avete fatto. Grazie invece a Tony, grazie per l'insegnamento che ci ha lasciato, quello di trovare la gioia e la felicità nelle piccole grandi cose, a volte invisibili, ma che sono l'essenziale della vita. Splendido servizio del capo della redazione di Vicenza, Carlo Alberto Inghilleri. Adesso andiamo a Rosà perché è scoppiata una polemica su un annunciato campo agricolo, anzi più campi agricoli a quanto sembra, che verrebbero occupati da un maxi impianto fotovoltaico. Andiamo da Vanessa Banzato con Renzo Rigon per la parte tecnica. Siamo da te, Vanessa. Buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Mi trovo a Rosà, proprio nella sala consiliare, assieme alla sindaca Elena Mezzalira, dove ieri sera si è tenuto il consiglio comunale. Sul piatto, tra le questioni, anche un'interrogazione che riguardava proprio questo impianto agrivoltaico che potrebbe sorgere all'interno del parco rurale a Travettore, appunto frazione di Travettore. Parco rurale, 230 ettari di terreno, e questo impianto ne andrebbe ad occupare 73 ettari. La questione ha infiammato decisamente il Consiglio Comunale, ma prima di parlare con la sindaca e capire come è andata la seduta consiliare, chiederei alla regia di mandare il servizio realizzato da Ferdinando Garavello, in cui si illustra proprio in cosa consiste questo impianto agrivoltaico. Sapete quanti sono 73 ettari? Sono 730.000 metri quadrati, ovvero 100 campi di calcio belli grandi. Oppure, per fare un paragone con qualcosa che tutti i giorni abbiamo sotto mano, 2 volte il centro storico di Bassano, compreso tra il Ponte Vecchio, il Caffè Italia, i Giardini Parolini e il Ponte Nuovo. Anzi, qualcosa di più del doppio. Ecco, questa è la dimensione dell'impianto fotovoltaico che potrebbe sorgere in tempi piuttosto rapidi nelle campagne di Rosà. Il progetto, che va sotto il nome di Rosa AVF, è già partito in regione e la documentazione è tutta caricata nel sito dell'amministrazione veneta. Così chiunque può andare a dare un'occhiata per farsi un'idea di quello che il privato proponente vorrebbe posizionare nel bel mezzo del parco rurale sovracomunale Civiltà delle Rogge. Il progetto prevede la posa di poco meno di 80.000 pannelli fotovoltaici in un'area compresa fra via Capitello, a sud di Travettore, la provinciale 58, via del Rosario e le campagne di San Michele, in un piano che riguarda Rosà ma che interessa anche i comuni di Tezze sul Brenta e Cartigliano. Oltre a Bassano, non tanto per la documentazione protocollata in regione quanto per la faccenda del parco rurale. L'impianto, una volta completato e messo a regime, avrà una potenza complessiva di oltre 50 megawatt di picco e sarà collegato alla cabina di Cartigliano con un cavidotto di circa 3 km. Insomma, il progetto è importante e si allinea a quelli di grandi dimensioni già attivati in altre zone del Veneto. La notizia si è diffusa rapidamente, sono in tanti in questi giorni fra associazioni, privati cittadini e categorie produttive che stanno studiando il faldone per capire esattamente la portata di quello che appare come un progetto davvero gigantesco. L'iter, dicevamo, è avviato, ma pare che i comuni non si siano ancora espressi e che la partita sia appena iniziata con il fischio d'avvio. E il campo, in questo caso, è molto, molto grande. Ecco, abbiamo sentito come sarà strutturato, come potrebbe essere strutturato questo impianto agrivoltaico proprio a Travettore. Sindaca, ieri sono stati molto chiari, le opposizioni hanno chiesto come il Comune, come la Giunta intenda muoversi rispetto appunto a questa richiesta che è stata avanzata dalla Regione. Sì, noi ci aspettavamo una mozione, invece la minoranza ha presentato un'interrogazione in cui chiede chiarimenti in merito al comportamento dell'amministrazione. Si tratta di un'istanza che il Comune ha ricevuto il 23 luglio da parte della Regione di produrre una CDU con riferimento ai terreni, quindi all'area che è stata individuata dai privati appunto per la realizzazione di questo impianto agrivoltaico. L'iter autorizzatorio è in capo alla Regione, un iter anche piuttosto lungo, e in una seconda fase noi come Comune, come ente coinvolto, avremo diritto di presentare delle osservazioni.
Stiamo in questo momento studiando la pratica con l'ausilio dei nostri tecnici. È chiaro che quell'area è già interessata da un parco rurale riconosciuto dalla Regione, quindi si tratta di un'area a parco. Anche dal punto di vista dei nostri documenti urbanistici la destinazione dell'area è molto chiara, quindi noi comunque andremo a dichiarare in maniera espressamente che quest'area ha dei vincoli precisi, quindi poi sarà la Regione che dovrà chiarire se risulterà idonea per un impianto di questo tipo. Certo è che il Comune può dire no, quell'impianto non deve sorgere qua. Allora, noi abbiamo in passato, quindi parliamo di oltre 20 anni fa, quando l'area è stata acquisita da dei cavatori, la politica dell'amministrazione è sempre stata chiara, ha fatto delle scelte precise, delle scelte che dovrebbero anche essere fatte dai comuni contermini per appunto rafforzare la realizzazione di questo parco rurale. Però l'amministrazione di Rosà lo ha fatto ancora a suo tempo e sta portando avanti questa politica all'interno con i nostri strumenti urbanistici, quindi noi abbiamo dei documenti che esprimono quella che è la destinazione dell'area e ad oggi non è cambiato nulla. Anche perché abbiamo sentito anche proprio nei giorni scorsi la consigliera Vanin che diceva che quell'area, una volta che venisse realizzato l'impianto, sarebbe interamente recintata, quindi non sarebbe più come dovrebbe essere in linea con la direttiva di questo parco rurale fruibile da tutti. Allora, adesso al di là del progetto che i privati hanno il diritto di presentare, l'area destinata a parco, che in quota parte è anche privata, ha una destinazione urbanistica precisa, quindi andrà rispettata quella che è la normativa urbanistica del nostro ente, quindi del Comune di Rosà, ma anche della Regione, perché la Regione comunque ha riconosciuto il parco rurale, e in più c'è anche un piano ambientale che appunto ha subito anche dei ricorsi al TAR, ma che ad oggi esiste, quindi il Comune dovrà far valere agli atti quello che c'è. Lei diceva, parlava anche dei comuni contermini. Come si stanno muovendo i comuni di Bassano, Cartigliano e Tezze al proposito? Allora, io parlo per quello che è stato negli anni passati, ossia gli altri comuni non hanno fatto la stessa cosa che ha fatto Rosà. Quindi noi auspichiamo che anche gli altri comuni prendano una posizione chiara con riferimento a quest'area e che si adoperino per riconoscere la presenza del parco rurale e della civiltà delle Rogge, perché è un'area che ha una valenza storica, naturalistica, paesaggistica, riconosciuta a livello provinciale e regionale, oltre che a livello comunale, e anche un valore come ricarica della falda. Quindi poi i vari enti coinvolti avranno modo di presentare le loro osservazioni in merito a quest'opera. Quindi abbiamo sentito il Comune, la Giunta, la Sindaca nello specifico è pronta a tutelare, a proteggere quest'area, come tra l'altro lo dice già la normativa regionale, quindi vedremo adesso come si svilupperà la questione al volo. Sì, la minoranza è abituata a far clamore, a fare scoop, a preoccupare la cittadinanza. Noi invece siamo abituati a lavorare giorno per giorno, affrontando in maniera seria quelle che sono le istanze che vengono presentate, quindi noi continueremo a lavorare con la stessa serietà che ci ha sempre contraddistinto insieme ai nostri tecnici, che ringrazio. Direttore, da Rosà è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato, alla sua ospite, e a Renzo Rigon per la parte tecnica. Qui si tratta di conciliare le esigenze, quella di passare alle fonti rinnovabili, quindi ai pannelli solari, all'eolica e ad altro, ma anche di rispettare l'ambiente, perché un conto è sistemare un enorme numero di pannelli solari vicino al casello autostradale di Mogliano, in una zona abbastanza così, che ha ovviamente poco frequentata, perché proprio a ridosso dell'autostrada. Altra cosa invece è decidere di fare un'enormità come quella che è stata descritta da Ferdinando Garavello di impianto fotovoltaico in un parco rurale. Nelle estense blitz di Carabinieri e Finanza all'interno di una finta associazione culturale trovata droga, e c'erano anche dei lavoratori in nero ed è stato chiuso il locale.
All'esterno sembrava un'associazione culturale, ma una volta dentro il locale era una discoteca con vendita di alcol e melassa per narghilè che veniva consumato all'interno. I carabinieri e la Guardia di Finanza di Este sono intervenuti in un club da tempo monitorato perché sospettato di svolgere l'attività non in regola. Durante il controllo sono stati identificati 35 avventori. L'esercizio commerciale non rispettava diverse prescrizioni imposte dalla legge. Sono stati infatti trovati 2 lavoratori in nero irregolari sul territorio perché entrambi con un provvedimento di espulsione. All'interno tabacchi di produzione extraeuropea venduti senza autorizzazione, trovati anche alcuni grammi di cocaina nascosti nel locale e nelle tasche di un cliente. I carabinieri del NAS che hanno partecipato al controllo hanno inoltre rilevato carenze di condizioni igienico-sanitarie per quanto riguarda la sicurezza alimentare. Il titolare del club è stato denunciato e rischia una multa fino a 50.000 euro. L'Ispettorato del Lavoro ha disposto la sospensione dell'attività. Servizio di Valentina Visentina. Adesso sentiamo Omar Costantini della nostra redazione di Udine sulla Guardia di Finanza che ha scoperto fatture false per oltre 50 milioni di euro. 14 cinesi sono indagati, la maggioranza operava nel cosiddetto triangolo della sedia friulano. Del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Udine, nell'ambito dell'operazione Carta Bianca, hanno denunciato 14 cittadini cinesi perché emettevano e utilizzavano fatture per operazioni inesistenti per un ammontare complessivo di 50 milioni di euro, un importo al quale corrisponde un'IVA evasa di 11 milioni di euro. Le persone denunciate operavano attraverso 6 imprese cartiere appositamente costituite e intestate a meri prestanome nullatenenti, dislocate sull'intero territorio nazionale. Le indagini sono state sviluppate dopo l'analisi di più segnalazioni di operazioni sospette provenienti in particolare dall'area del Manzanese. L'indagine però ha poi valicato i confini regionali. Dopo alcuni accertamenti sono state inoltrate all'autorità giudiziaria di Torino, Milano, Firenze, Lecco, Treviso e Roma specifiche comunicazioni di notizia di reato a carico dei referenti delle imprese cartiere rilevate, nonché apposite segnalazioni per la ripresa ai fini fiscali delle imposte evase da oltre 109 utilizzatori delle false fatture, con conseguente aggressione dei rispettivi patrimoni. Il GIP di Udine ha emesso 2 distinti provvedimenti di sequestro preventivo per complessivi 975.000 euro nei confronti di 4 persone a vario titolo, amministratori di diritto e di fatto di 3 imprese esercenti l'attività di laboratorio di tappezzeria nel distretto industriale della Sedia, permettendo il sequestro di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per un valore di oltre 600.000 euro. La morte di Alex Marangon, querela e richiesta di risarcimento da parte della famiglia che è morto in seguito a un rito sciamanico. Nel diario della vittima, l'amore per la natura, i sogni da realizzare. L'avvocato Tigani dice nessun cenno ad un gesto estremo. I risultati degli esami tossicologici, il diario, le sue frasi, i sogni di Alex Marangon ed una verità che la famiglia grida ormai da oltre un anno. Alex non si è ucciso, così l'avvocato Tigani ha annunciato la decisione della famiglia. È una denuncia querela che vogliamo depositare, con la quale la parte privata, quindi insomma i eredi, i genitori, la sorella di Alex, chiedano loro stessi la punizione degli eventuali responsabili per la morte dell'amato Alex, come scrivevo, come dicevo. Parallelamente alla questione penale verrà portata avanti anche quella civilistica. L'ipotesi è la richiesta risarcitoria in ordine alle responsabilità per la morte del 25enne trovato senza vita il 2 luglio 2024 a Ciano del Montello. La famiglia, che ha potuto riavere il diario di Alex, ha letto le frasi del figlio di quella sera. Niente fa pensare ad un gesto estremo, ha precisato l'avvocato Tigani. Questa è fantascienza. Poi è tornato a parlare dei traumi riscontrati sul corpo del giovane, lesioni da colluttazione. Le cause, quelle, dice, spettano agli investigatori. Di certo la concentrazione di ayahuasca nel sangue di Alex era molto elevata e sintomo di una imminente, di un'assunzione di poco prima del fatto. Va anche detto che tutte le sostanze di cui è composta l'ayahuasca sono tabellate. Una cosa è certa, quelle droghe nell'abbazia di Vidor sono state portate. Di certo le responsabilità ci sono, non è un fatto di certo accidentale,
con la prudenza che connota sempre il nostro modo di agire, cercheremo di dare il nostro contributo anche con la presentazione di una denuncia. Nel diario di Alex, la ricerca di se stesso, i sogni e i progetti da realizzare e poi quella parola scritta più volte, l'amore per la vita. Servizio di Daniela Sizia, che si occupa della nostra cronaca giudiziaria. Sono state chiuse le indagini intanto della Procura di Gorizia sul presunto giro di appalti truccati per grandi opere pubbliche. 7 indagati per associazione a delinquere. Si tratta di imprenditori di importanti gruppi e imprese del Veneto e del Friuli. Tra le gare sotto inchiesta anche quella per il ponte sul tagliamento della terza corsia. Dell'operazione denominata Grande Tagliamento sul giro di presunti appalti truccati per opere pubbliche nel nord-est del valore di €1 miliardo, tra cui il ponte sul tagliamento della terza corsia A4, indagine avviate nel 2018 dalla Procura di Gorizia, era rimasta in piedi solo la contestazione di associazione a delinquere per 7 indagati, rappresentanti di gruppi e imprese di costruzioni tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il pubblico ministero Giulia Capella ha notificato la chiusura delle indagini a Roberto, Renato e Camilla Grigolin dell'omonimo gruppo Veneto, Alberto Santamaria della Super Breton SPA e Paolo Fornasier della Cogefor SRL, entrambe nell'orbita di Grigolin, tutti difesi dall'avvocato Bruno Malattia. Cristian Scarsini della Spiga SRL con sede a Tolmezzo, difeso da Sara Franchini, e Claudio Zerba dell'impresa padovana Ecovie SRL, che si è affidato all'avvocato Maurizio Miculan. Nel 2018 la Guardia di Finanza del Comando regionale del Friuli Venezia Giulia aveva eseguito perquisizioni, sequestri e acquisizioni di documenti relativi a 150 gare di appalto per varie opere pubbliche. Un centinaio gli indagati per i quali la prescrizione ha cancellato la contestazione di turbativa d'asta. Il pubblico ministero ha proseguito le indagini per il reato di associazione a delinquere. I 7 indagati sono accusati di essersi associati tra loro e con altri imprenditori del settore degli appalti delle opere pubbliche per lavori edilizi, stradali e assimilati nel Triveneto, allo scopo di commettere una serie di reati di turbativa d'asta, frodi di pubbliche forniture e truffe aggravate in danno dello Stato. Tra le gare oggetto della contestazione nel periodo tra ottobre 2016 e dicembre 2018 spiccano lavori all'aeroporto di Ronchi dei Legionari per oltre €1 milione, manutenzioni e asfaltature stradali in vari comuni dell'Isontino per quasi €2 milioni complessivi, oltre 5 milioni per lavori sulla A23, 50 milioni per un bando triennale di manutenzione di tratti stradali in Veneto e Friuli appaltati da ANAS, 407 milioni di euro per il ponte sul tagliamento nell'ambito dei lavori per la terza corsia e ancora quasi $500,000 di manutenzioni e ripristino di strade facenti capo a FVG Strade e manutenzioni e interventi sulla viabilità banditi dai comuni di Corno di Rosazzo e Tolmezzo. Gli indagati ora hanno 20 giorni di tempo per presentare memorie difensive prima che il pubblico ministero si rivolga al GIP per chiedere un probabile rinvio a giudizio dei 7 indagati per il reato di associazione a delinquere. Servizio di Francesco Pezzella e adesso la manifestazione di questa mattina davanti alla sede dell'ULSS di Padova era la protesta dei lavoratori di CGIL e UIL sul rinnovo del contratto della sanità pubblica. Per noi ci sono Chiara Gaiani e Federico Cibotto. Vediamo. Siamo davanti alla sede dell'ULSS, sai dove è in corso un flash mob da parte dei lavoratori della sanità pubblica che protestano contro la preintesa siglata per il rinnovo di un contratto fermo ormai dal 2022. Con me ve lo presento Marica Damiani, segretaria provinciale della funzione pubblica della CGIL. Ringraziamo anche Nada Silva che è la segretaria provinciale della UIL FPL. Marica Damiani, una preintesa che non vi soddisfa, inflazione al 17%, una proposta di aumento che non arriva neanche al 6%. Esattamente, noi abbiamo chiesto di rivedere questa parte economica perché riteniamo che per la prima volta il segno dell'inflazione era a -10, mentre nelle volte precedenti l'inflazione è sempre stata ampiamente recuperata. In questa situazione non si pretendeva di arrivare certo al 16,5, ma sicuramente non
non rimanere fermi al 5,78 come poi è stato siglato. Ecco, ovviamente una protesta che si estende a tutta Italia. Noi qui siamo davanti alla sede dell'ULSS di Padova. Non solo la parte economica non vi soddisfa Enna Da Silva, ma anche per esempio la mancanza di figure che avrebbero dovuto essere inserite come quella dell'autista soccorritore. Sì, esattamente. Noi protestiamo che questa preintesa preveda l'inquadramento dell'autista soccorritore soltanto come assistente tecnico. Noi avremmo preferito, ed era partita come piattaforma unitaria, la figura e quindi il profilo di autista soccorritore che ci avrebbe permesso di valorizzare la professione con delle indennità specifiche. Oltre che è molto contestata anche l'introduzione dell'assistente infermiere, perché non si va a colmare la carenza della professione infermieristica, si va a creare, a nostro avviso, soltanto confusione e ribasso quindi della qualità dell'assistenza rivolta al cittadino, perché poi la sanità pubblica si basa su una qualità di assistenza a ribasso e secondo noi questo non può funzionare. Era giusto valorizzare chi c'è, quindi valorizzare l'infermiere che oggi è già presente nelle nostre corsie e l'operatore sociosanitario, non tornare indietro e quindi una figura come quella dell'infermiere generico che c'era fino a 20 anni fa. Ecco, ricordiamo che gli stipendi italiani sono tra i più bassi d'Europa. Assolutamente sì, e dopo una condizione storica come quella della pandemia da Covid, speravamo e pensavamo che fosse arrivato il momento di dare valorizzare questo personale che tanto si è speso e tanto ha lavorato per la salute dei cittadini, e quindi questa era l'occasione per rappresentare finalmente plasticamente, cioè dare vita a quello che noi consideravamo gli eroi. Non volevamo eroi, volevamo persone che a fronte della loro professionalità e della dedizione che mettono quotidianamente nel proprio lavoro avessero il giusto riconoscimento. Vi fermerete qui, Enna Da Silva? No, guardi, adesso con settembre sicuramente ripartiremo con altre manifestazioni fino a che non ci sarà la firma dell'intesa, e quindi contiamo che a livello nazionale qualcuno ci ripensi e possa revocare la disponibilità alla firma, anche perché dalla base, dagli ospedali, il segnale è forte e chiaro: questo contratto non ci piace, non sa da fare. Grazie molto a Chiara Gaiani e a Federico Cibotto per la parte tecnica. Ieri sera Focus Economia e l'economia e la politica sotto la lente del nostro talk, sui dazi in particolare ci siamo soffermati. Intanto vediamo i particolari di questo accordo che c'è stato tra il presidente americano Donald Trump e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Dopo mesi di discussioni, l'accordo sui dazi USA al 15% mette fine all'incertezza e al rischio di tasse doganali al 30% dal 1 agosto, ma non soppisce i timori per il futuro delle imprese, soprattutto quelle che esportano. Dazi al 15% per le merci esportate negli Stati Uniti dall'Unione Europea sono comunque il triplo rispetto ai dazi medi dell'era pre-Trump, fissati al 4,8%, a maggior ragione per un'area produttiva strategica per l'export italiano come il Veneto, di qui le richieste delle categorie economiche. L'Europa deve continuare a negoziare, perché sarà complicato anche comprendere tra soglie minime ed esenzioni quali prodotti potranno essere meno impattati o esentati dalla misura. È chiaro che per tutti i prodotti rimanenti bisognerà pensare a delle misure di bilanciamento rispetto a una penalizzazione del più grande mercato overseas per la nostra regione. Preoccupazione anche da parte delle imprese artigiane su un totale di oltre 64 miliardi di euro di Made in Italy esportati negli Stati Uniti, riporta una nota di Confartigianato regionale. L'11,1% porta il marchio Made in Veneto, cosa che rende ancora più urgente un'azione politica decisa a tutela delle micro e piccole imprese artigiane, anche perché si rischia l'effetto domino su tutta una serie di aziende che non esportano direttamente negli USA, ma ad esempio realizzano componenti per filiere più complesse, come ad
esempio l'automotive, che successivamente finiscono nel mercato americano, e cercare altri sbocchi non è cosa che si realizza dalla mattina alla sera. Le imprese, non tutte, anzi probabilmente molto poche, sono organizzate finanziariamente ed economicamente per sopportare eventuali cali di richiesta dovuta ai dazi. È chiaro che gli interventi che deve fare l'Unione Europea e lo Stato italiano è quello di cercare di sopperire in questo momento con azioni di, mi viene in mente la defiscalizzazione, l'accesso al credito, insomma misure che possano far sì che l'azienda superi questo momento fin tanto che le cose cambiano, ad esempio negli USA, oppure si riaprono nuovi mercati. Emblematico l'esempio della provincia di Treviso, seconda in Veneto per l'export verso gli Stati Uniti. Il mercato USA pesa per 1/10 del totale, quindi è un mercato importante. Tanto per dare un'idea, fatti 15 miliardi in marca trevigiana dell'export, l'export USA pesa 1,3 miliardi, 1,4 miliardi. Servizio di Marta Marangone, comprensibile anche la preoccupazione degli imprenditori, non c'è mai disperazione da queste parti, perché qui da Marco Polo in poi i mercati veneti sono andati a trovarseli, e quello che faranno anche questa volta. Non è che ci sono solo gli Stati Uniti, parliamoci chiaro. Ieri sera ne abbiamo parlato, tra gli ospiti c'era anche lo scrittore storico Ettore Beggiato, sentiamo cosa ha detto. Pensava che a ogni generazione potesse scriversi la sua Costituzione. Allora io non voglio arrivare a tanto, però che almeno, ripeto, dopo 80 anni io credo che l'Europa abbia pagato i suoi debiti nei confronti degli Stati Uniti, e che quindi se ci fosse un'Europa degna di questo nome si potrebbe avere un altro atteggiamento nei confronti degli Stati Uniti d'America. E invece purtroppo dobbiamo dire, io che sono un europeo convinto, che manca la nostra cara vecchia Europa, e questo continuiamo a vederlo in tutti i momenti, in tutti i frangenti, e questo è il nocciolo della questione. Trump può rivolgersi all'Europa un po' come a un clan di subalterni, proprio perché si rende conto che l'Europa non c'è. L'Europa non c'è, e quindi non ha né la forza politica né la forza economica per tenere testa a un soggetto particolare come Trump. Ma la colpa, ripeto, è di noi europei, che non abbiamo. La colpa di noi europei, ha detto ieri sera Ettore Beggiato. È interessante la definizione dell'Europa come club di subalterni. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Renato Cappoia e Andrea Basso, e torniamo subito. State con noi. Domani a Roma il terzo vertice per la scelta del candidato presidente della regione da parte del centrodestra, quindi si ritroveranno di nuovo Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Maurizio Lupi. Chissà che non ci sia questa volta una fumata bianca. Intanto il presidente Zaia ha messo i puntini sulle i, ha detto: voglio avere la mia lista con il mio nome, e non potrà che essere all'interno dell'alveo del centrodestra. Sentiamo. Se il centrodestra non accetta la lista Zaia non può essere presentata, perché deve avere una firma di accettazione da parte del candidato presidente. Questo lo spieghiamo perché c'è qualcuno che è convinto che a prescindere uno possa fare una lista civica e salire sul treno. Non funziona così. E quindi se il centrodestra dice di no, se non c'è questa firma, c'è il rischio che la lista Zaia vada al di fuori del centrodestra, corra fuori dal centrodestra. Ma guardi, io non voglio neanche commensurare questa ipotesi. Penso che
ci siano i tempi e la maturità per fare una valutazione seria, di continuare come si è sempre fatto. Questa è una civica che mi segue da quando ero in provincia e non ha, ripeto, non è un soggetto politico. Non vuole nemmeno immaginare una lista Zaia fuori dal centrodestra, Luca Zaia, ma non volerlo immaginare in politica non significa automaticamente escluderlo, e questo nelle ore in cui il forzista Antonio Tajani dice che la lista Zaia non è una buona idea e il leghista Matteo Salvini parla di mera discussione giornalistica. Sullo sfondo l'imminente tavolo del centrodestra chiamato a sciogliere il nodo regionali, candidato presidente in testa, il terzo tavolo in 10 giorni. Penso che siamo ancora al riscaldamento a bordo campo. Quando si inizierà a parlare sul serio è ovvio che io porrò la questione di una lista Zaia, che è un fatto di rispetto e di sensibilità nei confronti di una grande parte dell'elettorato che altrimenti rischia di non andare a votare. Insomma, Zaia a Castelfranco per la nuova radiologia dello IOV non molla e anzi rilancia. Con lui si schiera buona parte dei colonnelli. Io però credo sia un errore madornale rinunciare alla lista Zaia, perché è un patrimonio di consensi che abbiamo in Veneto grazie al lavoro che il presidente Zaia ha fatto. Una discussione che per il centro-sinistra, a partire dal segretario Dem Andrea Martella, significa solo una cosa: che sul Veneto decide Roma, alla faccia dell'autonomia. Sorprende assistere a questo teatrino per cui la vera autonomia non esiste, ma la si subisce da una cena di non veneti che decideranno il nome del candidato di centrodestra. C'è poi l'altro nodo, quello della data delle regionali. Zaia crede ancora in una sorta di election day, escluse Marche e Valle d'Aosta, dove si voterà a fine settembre. Sento gli altri colleghi che comunque sono in linea per trovare una data comune. A questo punto daremo vita a una sorta di election day de casa nostra, no? Ce la faremo noi. Election Day di casa nostra. Ieri sera Focus sul travaglio del centrodestra è intervenuto anche per Fratelli d'Italia Beppe Montuori. Sì, d'accordo, ma siete alleati, per cui dall'osservatorio... No, ma noi siamo alleati, ma certamente a livello di governo siamo alleati con la Lega. E quindi questa è l'alleanza che noi abbiamo. La dinamica veneta, che ha visto come in passato una lista del presidente che è diventata la lista Zaia, poi si ferma nel momento in cui cambia il presidente, cambia il candidato presidente, ci sarà un altro presidente candidato e quindi ci sarà la lista del presidente e ci saranno le liste dei partiti, esattamente come è sempre accaduto in passato. Rispetto al fatto che il centrodestra poi abbia lista Zaia o non lista Zaia, la maggioranza ce lo dicono le elezioni politiche, ce lo dicono le elezioni europee. Il centrodestra è saldamente al comando del Veneto e lo sarà sempre di più. Poi che ci sia qualche elettore che si avvicina per una persona e magari non per i valori e le idee che contraddistinguono un partito, questo può essere un elemento di valutazione, ma non è necessariamente un elemento che può fare necessariamente la differenza. A noi interessa che si avvicinino gli elettori che condividono le idee di Fratelli d'Italia. Quindi no. Questo era Beppe Montuori. Ieri sera a Focus si è parlato di politica anche a Ring su Antenna 3, è intervenuto con parole lapidarie Bulldog Roberto Marcato. Sentiamo. Se fosse il candidato presidente Marcato avrebbe la sua lista. Ma ovvio che sì. Certo. È ovvio che sì. E la vorrebbe quella di Zaia? No, ma certo che no. Ma sta nelle regole, dai. Se c'è la mia lista del candidato presidente, io pongo anche un problema politico, cioè noi abbiamo la necessità e credo che su questo possa convergere anche Alberto Stefani. Noi abbiamo la necessità di fare un risultato importante come Lega a queste elezioni, cioè dopo la batosta alle città capoluogo di provincia, alle politiche, alle europee. Cioè se noi canniamo anche questo appuntamento dove abbiamo sempre fatto grandi risultati, cioè, ragazzi, adesso ce lo possiamo permettere, quindi anche sulla lista Zaia bisogna ragionare e capire se questa può essere ad adiuvandum, a supporto della lista Lega, è un tema. Ma se mi svuota la lista Lega siamo già in difficoltà. Cioè lei non metterebbe un leghista noto, estremizzo, no? Cioè un consigliere regionale noto leghista dentro la lista Marcato, presidente? No. Cioè quello che fece Zaia allora 5 anni fa. Tra l'altro se dovessimo fare oggi la lista Zaia, io non credo che te la farebbe fare riempiendola di leghisti. No. Non credo.
Cioè non quello che si è fatto 5 anni fa. Ma non credo, perché adesso io mi metto nei panni del segretario De Carlo. Cioè dice, questi qua fa 2 liste, metti caso che la Lega fa la battaglia della vita e fa il 20%, la lista Zaia fa il 30%, e mi ritrovo in consiglio regionale, io da primo partito in Veneto, mi ritrovo con un esercito di leghisti che mi condiziona l'attività politica per i prossimi 5 anni. Cioè, siamo sicuri che tutti quanti si svegliano al mattino per mandare leghisti, tranne i leghisti? Non credo. Per questo io dico, bisogna stare attenti, se noi abbiamo l'obiettivo di fare come partito un risultato eclatante. Ma eclatante, perché ci giochiamo tutto. Se c'è un candidato presidente che non sarà Luca Zaia, credo che se le forze politiche di centrodestra si metteranno d'accordo e sarà così, ci sarà una lista del presidente che verrà individuato dalle forze di centrodestra, chiunque esso sia. Creare anche la lista Zaia ovviamente diventa come ha detto Tajani, fare un po' di confusione, perché potrebbe anche voler dire che ogni lista di partito potrebbe comunque pretendere di mettere a fianco una propria lista civica o comunque creare tensioni e confusioni. Quindi quello che ha detto Tajani mi sembra assoluta e sacrosanta verità e anche di buon senso. Dopodiché la minaccia di Zaia, conoscendo il Presidente, la parola che lui minacci mi pare un po' distante dal suo modo di fare. Certo. Semmai è quello politica, di rivendicare, come ha detto lui, un patrimonio che è vero, che è stato dato da quel voto moderato che andava oltre la Lega, e questo è altrettanto vero, però per quello che conosco io il Presidente non è mai andato in guerra con nessuno. Gianluca Forcolin di Forza Italia, Pietrangelo Pettenò, Sinistra Veneta, Roberto Marcato, ospiti ieri sera di Ferdinando Avarino a Ring. Adesso torniamo alla cronaca, andiamo a Codognè in diretta di nuovo da Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto, perché sarebbe in gravi condizioni un anziano che è caduto da un albero. A te Cristian. Sì, direttore, un rapido flash. Ci trovavamo prima a San Polo di Piave e adesso appunto a Codognè, siamo a ridosso della Cadore Mare. Da pochi istanti, da pochi minuti si è levato in volo l'elicottero del SUEM 118 diretto al Cafoncello di Treviso, a bordo un ottantenne in gravi condizioni che è stato stabilizzato dagli operatori intervenuti anche con ambulanza e automedica. Che cos'è successo? Da quello che sembra, chiaramente sono minuti concitati, quest'uomo è caduto da un albero di cachi sostanzialmente, e qui con me si trova il sindaco di Codognè, Jessica Masini, che si è subito recata qui sul posto. Lei che cosa ha capito, sindaco? Sì, buongiorno, io sono arrivata allertata dai miei concittadini che mi hanno comunicato di aver visto l'elicottero atterrare sulla frazione di Cimavilla, chiaramente anche una frazione piccola, per cui tutti si sono immediatamente preoccupati. Abbiamo capito che è un incidente domestico, abbiamo capito che è un ottantenne che è stato comunque stabilizzato dal pronto intervento. Auguriamo sicuramente una pronta guarigione. Siamo qui come amministrazione comunale proprio per esprimere vicinanza alla famiglia, e quello che è importante adesso, prima anche di ricostruire il fatto, è sicuramente la salute della persona. Trattandosi di un incidente domestico, colgo anche l'occasione per ricordare quanto è importante evitare di salire negli alberi, soprattutto in questi orari di pausa pranzo dove il sole è ancora più forte. Ecco, oggi tra l'altro proprio da poco è ritornato a splendere il sole, la temperatura si sta alzando magari, quindi lei invoca il buon senso. Certo, perché insomma è un attimo, a volte ci si sente sicuri, invece in queste situazioni è veramente un attimo scivolare e rischiare di farsi anche parecchio male. Grazie sindaco. Jessica Masini, questo è il flash di cronaca. Chiaramente, direttore, questa sera nel corso dei nostri telegiornali vi daremo le condizioni aggiornate di salute di questo anziano appunto che è caduto da un albero. Pare fosse su di una scala, ma chiaramente in questo momento utilizziamo tutti i condizionali del caso. Per il momento da Codognè è tutto. Direttore, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie. Una grande impressione nella comunità di Guia di Valdobbiadene per la morte di Emanuele Spada, 55enne viticoltore, travolto dall'escavatore che stava manovrando per sotterrare la carcassa di un animale, probabilmente un cinghiale.
Sarebbe con tutta probabilità questa carcassa di animale, presumibilmente un cinghiale, ad aver causato la morte di Emanuele Spada, 55enne viticoltore delle Colline UNESCO. Sulla dinamica dell'accaduto stanno operando i tecnici dello Spisal per quello che tecnicamente sarebbe stato un incidente sul lavoro. L'uomo verso le 19 di sabato sarebbe salito tra le sue vigne lungo la strada Torte nella zona più alta a nord di Guia. Poi si sarebbe messo alla guida del suo escavatore, normalmente utilizzato per la manutenzione dei ciglioni, e si sarebbe recato in questo punto a ridosso della boscaglia per scavare questa buca. Infine avrebbe legato la carcassa alla benna per calarla all'interno del foro, ma il peso dell'animale avrebbe sbilanciato il mezzo, che è precipitato lungo la riva dopo essere scivolato sul fondo del viottolo reso viscido dalla pioggia. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato tra il posto guida e una ceppaia e nulla ha potuto fare la barra proteggi ribaltamento finita tra i rami. Così Emanuele Spada è rimasto per tutta la notte di sabato e gran parte della giornata di domenica, fino a quando la sorella Maricla, non vedendolo rientrare nella casa di famiglia ai confini di Guia e non riuscendo a contattarlo al telefono, verso le 18 si è recata fin quassù scoprendo la tragedia. Subito sul posto si sono recati i pompieri con i sanitari del SUEM che hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo. Emanuele Spada viene ricordato così da chi l'ha conosciuto. Una persona che faceva parte della compagnia, sai, una volta le compagnie si ritrovavano tutte insieme, andavano in giro a far festa, molto spiritoso, tranquillo e dopo non si sa, negli ultimi anni lo frequentavano molto meno, si era un po' forse rinchiuso nel suo mondo e quindi lo vedevamo poco, insomma, qui a girare. Intanto una vicenda che ripropone il tema della fauna selvatica sulle rive, in particolare i cinghiali che sono in costante espansione, proprio è una presenza invasiva quella dei cinghiali, perché sono notevoli i danni che creano non solo alla produzione del prosecco ma alla stessa stabilità dei terrazzamenti, e qui ovviamente siamo in Valdobbiadene. Veramente mi dispiace perché un ragazzo di 55 anni non poteva morire così. Ne approfitto per fare le condoglianze alla famiglia e un forte abbraccio. La vicenda di Emanuele Spada sta colpendo profondamente i viticoltori delle Colline UNESCO, perché è l'ennesima vittima di un territorio bello, fragile ma estremamente insidioso, anche per l'azione degli animali selvatici, in particolare cinghiali, sottolinea Francesco Drusiano, uno dei maggiori produttori della DOCG e veterano della coltivazione sulle rive estreme. Il cinghiale praticamente è come una fresa, cioè dove passa fa un disastro, sollevano tutte le zolle di terra e questo è un danno veramente importante per i viticoltori. Praticamente la terra è come fosse stata arata perché è soffice, non scola più, di conseguenza crea delle pozzanghere oppure delle sacche di acqua. Queste qua una volta che si appesantiscono partono e creano le famose lavigne o frane. Ecco allora la presenza sulle rive estreme dei piccoli escavatori come quello di Emanuele Spada, ma anche la battaglia continua con la fauna selvatica pesante, in particolare cervi e cinghiali, che sul fondo ai confini del bosco vanno spesso ad abbeverarsi, a mangiare l'uva e a smuovere il terreno che diventa pericoloso. Ed è probabilmente lì che Emanuele Spada avrà trovato l'animale morto, pensando che l'unica soluzione fosse interrarne la carcassa. Si può morire per un cinghiale? No, questo non dovrebbe succedere, però capisco anche le persone che fanno fatica, lavorano un anno per portare a casa il raccolto. Mi appello un po' alle istituzioni che dovrebbero fare una selezione molto ma molto più incisiva di quella che stanno facendo, altrimenti sulle zone adiacenti ai boschi questi ne fanno di cotte e di crude, cioè non basta battere 50-60 capi, io vorrei dire che bisognerebbe abbatterne almeno 1000 per quelli che abbiamo qua, anche perché come tutti sanno il cinghiale quando partorisce ne fa 10, 11, 9, questa è per cui in un anno si triplicano quelli che sono già esistenti. Intervista di Lucio Zanato, che è il titolare della seguitissima trasmissione Agricultura su Rete Veneta. Ieri sera in esclusiva a Focus il ministro per l'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che era ospite del sindaco di Asiago Roberto Rigoni Esterna. Abbiamo parlato di natura, di cambiamenti climatici, anche dei lupi. Che era straordinario, oggi dobbiamo abituarci all'ordinarietà purtroppo.
quindi il cambiamento climatico è in corso. D'altra parte pensate cosa abbiamo a Chioggia col granchio blu. Granchio blu c'era già 40 anni fa dai dati ISPRA che ho io, e i dati ISPRA mi dicono che c'era qualche esemplare per chilometro quadrato. Granchio blu adesso chi ha Chioggia, nella zona di Chioggia, lo sa bene quanto pesa e quanti problemi stia creando. Quindi il cambiamento climatico è in corso. Noi possiamo solo creare una serie di azioni che da un lato sono quelle del ridurre l'eventuale nostro contributo da parte del contributo umano rispetto alle emissioni, dall'altro dobbiamo adattare il nostro territorio. Dobbiamo renderci conto che adattare il territorio significa creare gli invasi o le aree di laminazione o le vasche di laminazione o le aree di esondazione per i fiumi, perché ahimè quando piove di più da qualche parte l'acqua deve andare, e quindi dobbiamo raccoglierla nelle dighe, là dove abbiamo le dighe, o farne di nuove e rilasciarla quando c'è siccità. Dobbiamo stare attenti a ciò che era una cosa normale fino a 30 anni fa. Chi ha fatto l'amministratore comunale come me pensava alle tombinature che abbiamo fatto di diversi torrenti e così via. Oggi la violenza delle acque, che significa che piove di più in certi momenti. Il totale della pioggia nell'anno non è cambiato, il totale, ma è le modalità dell'intervento della pioggia e le altrettanto le modalità dall'altra parte in cui si verifica la siccità. Sono tali che dobbiamo attrezzarci tutti, ognuno per la propria parte di lavoro. C'è un'altra questione che dobbiamo tenere presente, quella delle aree interne e dell'abbandono di determinate aree. L'abbandono di determinate aree, di determinate attività, dell'uso delle braccia e del badile, anche per mettere a posto, così, per riparare il piccolo inconveniente che si è creato, adesso fa sì che non si faccia più quello e che quando ci si accorge ci sono grandi guai. Allora, questo era il Ministro per l'Ambiente Gilberto Pichetto Frattini, ieri sera in diretta a Focus. Voglio ringraziare molto il Sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern, perché ce lo ha portato, aveva appena partecipato il Ministro ai dibattiti di Piazza Asiago. Sono eventi che vengono svolti proprio nella piazza principale di Asiago, un pubblico foltissimo, tanti personaggi che arriveranno in questa splendida città dell'altopiano. Andiamo in pubblicità, 1 minuto e mezzo e torniamo subito, state con noi. Abbiamo parlato, avete sentito, di ambiente ieri sera col Ministro Pichetto Frattini e andiamo avanti con l'ambiente. Come se non bastasse il maltempo, gli agricoltori vengono danneggiati fortemente dalla cimice asiatica e la CIA di Padova ha lanciato l'allarme. Ora non si accontenta più solo di danneggiare la frutta e la verdura di cui si nutre. La cimice asiatica sta provocando danni ingenti anche ai campi di mais. A farne le spese le coltivazioni nella bassa padovana, dove la cimice asiatica ha già danneggiato il 50% della produzione dei campi. L'allarme viene lanciato dalla CIA. La cimice la vediamo anche nei campi di mais e quindi nei seminativi. Anche questo è un grosso danno agli agricoltori che hanno la necessità oggi di difendersi contro questo insetto, che tra l'altro non è possibile difendersi utilizzando prodotti fitosanitari convenzionali. Il caldo anomalo di fine giugno ha creato un habitat naturale per questo insetto, che ha cominciato ad attaccare anche colture non tradizionali, danneggiando il mais e rendendolo inutilizzabile. L'associazione di categoria degli agricoltori chiede un intervento per tutelare le aziende. Ci vogliono finanziamenti, si deve intervenire su un'assicurazione specifica per quanto riguarda questo tipo di danni, e su questo ovviamente deve intervenire il Ministero mettendo dei fondi particolari. Assicurazioni che devono essere agevolate per gli agricoltori anche per proteggersi dalle conseguenze di eventi atmosferici gravi come piogge sempre più violente, non ultima la grandinata sui colli ugani delle scorse ore. Per viti e oliveti è iniziata la conta dei danni. Oggi i danni sono dal 20 al 30%, sono aziende molto specializzate e quindi oggi vi è la necessità di intervenire su questo aspetto. Guardi, anche su questi cambiamenti climatici e tutto il resto sono elementi determinanti per le aziende
aziende agricole. Oggi le aziende hanno sempre più necessità delle assicurazioni e su questo si deve intervenire in maniera concreta da parte del Ministero per agevolare l'attività assicurativa. Analisi private e anche controanalisi di ETRA confermano la presenza di PFAS nell'acqua potabile di Bassano del Grappa, ma la Multiutility e il sindaco Finco rassicurano i cittadini perché la concentrazione sarebbe nei limiti di legge. PFAS nell'acqua potabile bassanese? Sì, ma abbondantemente sotto la quota prevista dalla legge. A pochi giorni dalla storica sentenza sull'ex Miteni si torna a parlare di questi composti anche a Bassano del Grappa. A parlarne è l'osservatorio PFAS Bassano, che di recente ha ottenuto i risultati di un campionamento su pozzi e fontanelle pubbliche che conferma una concentrazione di 50 nanogrammi per litro di sostanze perfluoroalchiliche. Un dato che, va detto e ribadito, è sotto i limiti di legge, ma l'osservatorio ha inviato queste informazioni al Consiglio di Bacino e alle associazioni ambientaliste del territorio. Tutto nasce nell'aprile di quest'anno, quando le associazioni locali avevano fatto analizzare a proprie spese 19 campioni di acqua potabile provenienti da Bassano, Cassola e Rosà. Dalle informazioni diffuse in seguito risultano alcune anomalie, come i 191 nanogrammi di San Lazzaro, i 211 della fontanella di Parco Baden-Powell in Santa Croce e i 158 di quartiere Firenze. In seguito i privati hanno fatto eseguire altri campionamenti e nelle scorse ore hanno informato enti e associazioni appunto della presenza di PFAS nelle acque potabili, ribadendo che la popolazione non era informata di questa situazione. Della faccenda sono stati informati anche ETRA e amministrazione comunale. Sono scattate le controanalisi che evidenziano la presenza di PFAS nei pozzi 1 e 2 di Santa Croce e nella fontanella del parco Baden-Powell. I valori si attestano attorno ai 50 nanogrammi, ovvero metà del limite previsto dalla legge. I cittadini chiedono comunque un confronto con le autorità e chiedono che la popolazione sia informata. Serve poi, secondo le associazioni, un'indagine sulle fonti di contaminazione che possono aver dato vita ai valori dei PFAS e l'applicazione immediata di filtri a carbone attivo. Abbiamo contattato ETRA, che conferma di aver fatto le analisi sui pozzi di Santa Croce e di aver rilevato la presenza di PFAS in quantità minori al limite previsto dalla normativa e comunque in linea con i riscontri dell'anno precedente. ETRA, che fa notare come le rilevazioni in laboratori privati lasciano il tempo che trovano, in una nota controfirmata dal sindaco Nicola Finco precisa che l'acqua potabile erogata è sempre controllata e che c'è l'obbligo di segnalare eventuali superamenti per consentire l'immediata emissione di un'ordinanza sindacale per vietarne l'utilizzo. Servizio di Ferdinando Garavello, capo della nostra redazione bassanese. Sono stati aperti al traffico i due nuovi tratti della ciclovia Venezia-Trieste nei territori di Jesolo e di Cavallino Treporti. Sentiamo Ilaria Marchiori. Con l'apertura al transito dei due nuovi tratti nei comuni di Jesolo e Cavallino, la ciclovia Venezia-Trieste compie un ulteriore passo avanti nel percorso verso il completamento in Veneto previsto per la primavera 2026. È una delle 5 ciclovie di interesse nazionale che interessano il Veneto, che toccheranno il Veneto. Oggi di fatto consegniamo ai comuni di Jesolo e di Cavallino Treporti 6 chilometri che sono stati realizzati da Veneto Strade per un valore di 1,8 milioni, che però rendono di fatto usufruibile tutta la ciclabile da Caposile fino a Punta Sabbioni. Un totale di 415 chilometri complessivi per un investimento di circa 150 milioni di euro, a conferma del ruolo strategico del Veneto nel promuovere la mobilità sostenibile. La mobilità lenta, godersi il paesaggio, fruirne con qualità, non il mordi e fuggi, e poter vedere anche il nostro territorio dal punto di vista paesaggistico, poter vedere i nostri orti, i nostri pescatori, il nostro porticciolo e poter anche avere un contatto con il territorio a 360 gradi, con i ristoratori e anche con la rete commerciale. Il tema più importante, sempre chiesto dai nostri cittadini in primis, ma dopo anche da tutti i fruitori, è quello della sicurezza. La divisione del traffico, la divisione dei flussi, la messa in sicurezza della viabilità per noi fin dal primo giorno del nostro mandato e ancora oggi, e continueremo, è proprio quella di garantire la sicurezza nella mobilità.
Una volta ultimata, la ciclovia collegherà Venezia a Trieste lungo un percorso di circa 280 km, di cui circa 120 in Veneto, attraversando 2 regioni e 32 comuni, di cui 10 veneti. Dal prossimo anno, inoltre, una volta ultimata anche la Treviso-Ostiglia, sarà possibile percorrere in continuità l'intero tracciato da Trieste a Ostiglia. Non perdetevi l'appuntamento questa sera alle 21:15 con Focus, anche ieri tantissimi ascolti, gli ospiti Laura Besio, Marco Brigo, Gian Antonio Darè, Gio Formaggio, Paolo Galeano, Eleonora Sorato e Cristian Zara. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, grazie ai nostri registi Renato Cappoi e Andrea Basso, a stasera, buona giornata.